Il governatore siciliano Nello Musumeci ha firmato ieri un'ordinanza che blinda la Sicilia fino al 10 settembre, provocando durissime reazioni politiche e ricorsi alla magistratura. L'ordinanza, la numero 33, stabilisce che entro le 24 di oggi tutti i migranti presenti negli hotspot e in ogni centro di accoglienza devono essere improrogabilmente trasferiti e o ricollocati in altre strutture fuori dal territorio della regione siciliana, non essendo allo Stato possibile garantire la permanenza nell'isola nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio. Il provvedimento stabilisce altresì è fatto divieto di ingresso, transito e sosta nel territorio della regione siciliana da parte di ogni immigrante che raggiunga le coste siciliane con imbarcazioni di grandi e piccole dimensioni, comprese quelle delle ONG. Altro articolo dell'ordinanza è scritto stabilisce la regione siciliana mediante le ASP territorialmente competenti mette a disposizione delle autorità nazionali il personale necessario ai controlli sanitari per consentire il trasferimento dei migranti in sicurezza. Il provvedimento di 33 pagine firmato da Musumeci dispone inoltre che al fine di tutelare e garantire la salute e la incolumità pubblica in mancanza di strutture idonee di accoglienza è fatto divieto di ingresso, transito e sosta nel territorio della regione siciliana da parte di ogni immigrante che raggiunga le coste siciliane con imbarcazioni di grandi e piccole dimensioni. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalle leggi vigenti. Fonti del Viminale fanno filtrare che l'ordinanza di Musumeci non ha alcun valore perché non ha competenze sui migranti. Con toni distensivi, infatti, il Ministero dell'Interno fa trapelare che si sta facendo di tutto per alleggerire la pressione sulla Sicilia. Tutti conoscono il mio rispetto per le istituzioni, ha detto Musumeci, ma pretendo lo stesso rispetto per la mia gente. Da Roma non abbiamo avuto altro che silenzi sullo stato di emergenza richiesto per Lampedusa 2 mesi fa, sui protocolli sanitari da applicare, sulle tendopoli da scongiurare, sui rimpatri che dovevano iniziare il 10 agosto e di cui non si parla più, sul ponte aereo per i negativi. Nulla, solo silenzio. A Roma il Viminale intanto lavora H24 per organizzare trasferimenti e strutture per la quarantena dei profughi, mentre gli sbarchi a Lampedusa proseguono senza sosta, nonostante la presenza a tappo di turisti e visitatori. Ed il sindaco Totò Martello, a seguito della ordinanza, rivolge un accorato appello alle forze politiche: mettiamo da parte l'odio, le paure, le speculazioni di partito e iniziamo a far sì che Lampedusa da problema possa diventare luogo di confronto e di soluzione su un tema, quello dei flussi migratori, che non può essere cancellato ma deve essere davvero governato, conclude il sindaco Totò Martello.